Autonomia o federalismo stanno andando troppo a rilento? Ma io avrei una fretta paurosa, visto e considerato che abbiamo fatto il referendum nel 2017, però devo dire che con questo governo abbiamo stabilita l'obbligatorietà della definizione dei LEP, e quindi i livelli essenziali delle prestazioni, e dall'altro finalmente c'è un disegno di legge in discussione in Parlamento. Fino ad oggi non c'è mai stata una congiuntura astrale così positiva. Proprio sulla definizione dei LEP, Fratelli d'Italia ha creato un piccolo ostacolo chiedendo appunto i decreti attuativi. Ma sa, c'è una discussione, c'è un provvedimento in fase di discussione, esprimerò le mie considerazioni alla fine. È ragionevole che tutti esprimano le proprie perplessità, le proprie proposte, e le proprie aspettative, però alla fine vedremo il testo di legge finale che verrà approvato e poi le dirò se c'è stato ostruzionismo o c'è stata solo preoccupazione. Lei ha detto io non voglio ostruzionismo, soprattutto degli alleati di governo, immagino. Ma no, questo lo dobbiamo evitare, ma al momento non ne vedo, cioè, l'ostruzionismo è un'altra roba, cioè bloccare, rispedire, non fare il lavoro, ma questo disegno di legge sta andando avanti e quindi il Ministro lo porterà in porto e si arriverà alla votazione. La preoccupazione è vedere il testo finale. Settembre. Spero di sì, ci sono tutti i presupposti perché si chiuda prima di fine anno, a settembre potrebbe essere un buon mese. Grazie.